Eccoci qua cari amici, un buongiorno a tutti da Luca Veneziano e qui alla mia sinistra abbiamo Francesca Maria Sassu, niente po' di meno che reginetta della canzone 2008 per quanto riguarda la lirica. Dove ci troviamo Francesca Maria? Qui siamo al Conservatorio Statale Rossini dove mi sono diplomata nell'ottobre del 2007. Naturalmente a Pesaro, ti Sì, ricorda qualcosa di particolare, un aneddoto? ma tanta fatica, tanto studio e tanta soddisfazione, sicuramente. Vediamo qualche decina di metri all'esterno del conservatorio che cosa si trova. Allora, Francesca Maria, siamo di fronte al favoloso Teatro Rossini, naturalmente sempre a Pesaro. Qua il Teatro Rossini cosa ti ricorda? Mi ha ospitato nell'agosto 2002 per un favoloso tour in Italia di Gioacchino Rossini in cui ho fatto una particina. Spero di fare parti molto più grandi presto, presto, presto. Magari al ROF, eh? Speriamo, anche per i cachet soprattutto. Ecco, infatti, io proporrei di avviarci verso una casa molto famosa, molto importante per Certo, Pesaro e la facciamo vedere fra qualche secondo, ok? sì. Abbiamo. Velocità, anzi, non vedo l'ora di arrivare poi per far vedere un po' di... Ecco, camminando per via Rossini siamo arrivati di fronte alla casa del grande compositore, musicista Gioacchino Rossini. Quanta emozione passare qui davanti, Ma Francesca sempre, Maria? ogni volta è una grandissima emozione, veramente, per me che sono cantante lirica, per tutto il repertorio che ho studiato e anche perché la sua musica è veramente piena di gioia. Bene, allora non ci rimane altro che invitare chi segue questo spot, questa clip alla festa che ci sarà questa sera in onore di Francesca Maria Sassu. Io proporrei un bell'invito. Sì, alla Locanda Cappelletti vi aspetto tutti. Questa sera numerosi! Insieme a Francesca Maria Sassu e insieme alle due flautiste siamo arrivati qua alla Locanda Cappelletti a Gradara. Vogliamo menzionare i nomi delle due flautiste? Naturalmente sono
mia, Luca Veneziano, e da tutti i partecipanti a questa serata che è stata davvero incredibile. Qui alla mia sinistra abbiamo Chioca, eccola, poi Silvia Secchini, Francesca Aureli, Giovanni, senza cognome, si può dire anche qui, Giovanni Cipolletta, Francesca Maria Sasso e Davide, eccolo là, Davide Aureli. Vieni Francesca, perché vieni qua a fianco a me, lascia pure il microfono che in questo momento non serve, posizionati davanti a me perché ti devo fare un applauso particolare e vedrai che come non c'è bisogno neanche di chiederlo l'applauso, perché questa è la coroncina di reginetta della canzone lirica. Ok. Da parte di tutti noi, in bocca al lupo per la tua carriera, e da parte nostra arrivederci a Reginetta della Canzone 2009. Vai, saluta